Vede sull'iPhone che due ladri stanno tentando di forzare la porta della sua sala slot e chiama i carabinieri indicandogli l'esatta posizione dei malviventi. La pattuglia dell'Arma arriva sul posto in pochi minuti e sventa il furto, arrestando uno dei due ladri. È successo domenica verso le 4 del mattino a Resana. Due uomini a volto coperto avevano iniziato a disattivare il sistema di allarme della sala Jackpot in via Castellana, ma appena l'impianto ha rilevato l'anomalia è partita una chiamata di emergenza sull'iPhone del titolare, un cinese abitante a Loreggia. Sullo smartphone sono comparse le immagini della videosorveglianza con i ladri in azione. L'uomo da casa ha perciò potuto indicare ai carabinieri l'esatta posizione dei rapinatori. Il centralino ha riferito tutto alla pattuglia del radiomobile che ha parcheggiato sul retro dello stabile, sorprendendo sul fatto i due malviventi, che pare non fossero armati. Dopo un inseguimento a piedi, uno è stato arrestato, l'altro è riuscito a fuggire, ma sarebbe già stato identificato. Ladri trasfertisti partiti da Chioggia e bene organizzati. Travisati con passamontagna, guanti e un particolare importante che indossavano calzettoni sopra le scarpe per non lasciare tracce. Inoltre erano muniti di una rice trasmittente per comunicare tra loro. Non avevano però previsto l'evoluzione della tecnologia e la rapidità di intervento dei carabinieri. L'arrestato è un rumeno di 28 anni, processato per direttissima a Treviso, è stato condannato a ben 1 anno e 8 mesi con la condizionale perché incensurato. Per l'arresto del complice invece sarebbe questione di ore.